Per ottenere giustizia non ha esitato, a 82 anni suonati, a incatenarsi davanti al Tribunale di Milano. Aldo Rosso, titolare fino a pochi anni fa di una florida azienda nel settore dell'alluminio, chiede semplicemente una sentenza. La aspetta dal 2009, quando la Prof Metal, con sede a Padova e a Codroipo, fu costretta a cessare la produzione per un mancato accordo con la SAPA. 26 dipendenti lasciati a casa e poi un balletto di udienze, rinvii, passaggi di giudici e scarsa attenzione. Aldo Rosso è l'ennesima vittima di una vergognosa giustizia lumaca. Io ho tenuto aperto fino a che avevo l'ultimo centesimo in tasca. Adesso non ho neanche i soldi per curare me e mia moglie. Dunque è possibile che uno che ha pagato 450.000 euro l'anno di tasse, perché il mio reddito era di circa 1,3 milioni, 1,4 milioni all'anno, è possibile che succeda questo? Dunque io voglio giustizia. Il veneziano Aldo Rosso, che tra le varie attività è stato a lungo presidente dell'ente Gondola, sa che per farsi ascoltare bisogna ricorrere a gesti eclatanti. Dopo la protesta in catene a Milano, ha intenzione di reclamare giustizia presso il capo dello Stato Giorgio Napolitano e anche presso Papa Bergoglio. Le catene non le ha ancora riposte, potrebbero servirgli per incatenarsi a Bruxelles davanti al Parlamento europeo.